Allora, eccoci qua. Siamo riusciti ad andare in diretta anche su YouTube, quindi siamo in diretta sia su YouTube sia su TikTok. Allora, vediamo un po'. Che l'audio, secondo me, non so se esce oppure no. Andiamo a controllare e verificare, va bene? Allora, buon pomeriggio a tutti ragazzi. Io vado a verificare se l'audio su YouTube esce in modo tale. Eccoci qua. Si sente. Il bello della live, tutto live in diretta senza alcuna sfacciatura. Allora, miei cari amici, questa è la solita live come ogni giorno per le persone che vogliono parlare con me. È una live dove potete parlare dei vostri problemi e dove ci può essere un valido consiglio. Io vi ricordo sempre di mettere il seguo perché è importante, mettere il seguo così rimarrete aggiornati con questo profilo. Sia per i video che io ogni giorno vado a pubblicare, preghiere del mattino, consigli spirituali e via. E sia per quando io sarò in live vi arriverà la notifica che io sono in live, quindi mettete il seguo, e anche perché ogni sera ci sarà la preghiera di aiuto dal mio gruppo di preghiera, perché io dico sempre faccio parte di un gruppo di preghiera che è un'associazione che si chiama Teofilantropia, credere nell'esistenza di Dio, nell'immortalità dell'anima. Questa associazione esiste dal 1995, dove io sono il presidente di questa associazione. Questa associazione, che è un gruppo di preghiera, ogni sera alle ore 22 fa una preghiera per tutti coloro che ne hanno bisogno, compresi tutti i miei follower di questo profilo. Quindi oltre ad essere aiutati spiritualmente, ma sarete protetti dal male, ok? Quindi perciò dico mettete il seguo. Per parlare con me in questa live è semplice, basta telefonare al numero 345 630 8172. Ripeto, 345 630 8172. Prima di chiamare dovete abbassare il telefonino, il volume del telefonino. Oppure mettetevi la cuffietta, così non ci sarà il mio ritorno di voce e dà fastidio e non possiamo comunicare. I commenti sono disattivati, come io faccio sempre, sono attivi solo su YouTube, che io vado a salutare adesso l'amico Francesco Magro che dice buon pomeriggio caro maestro, un abbraccio. Ciao Francesco, buon pomeriggio, un abbraccio a te, alla tua famiglia. E salutiamo l'amico Francesco su YouTube. Quindi voi di TikTok invece non è possibile commentare per far sì di non creare confusione, perché poi quando andiamo a mettere i commenti, se noi attiviamo i commenti, cominciano a scrivere ragazzini, bambini, curiosi, non curiosi, e diventa la bangarella del torrone.
questo lo fanno gli altri, facciamolo fare agli altri, ai cartari che a quest'ora stanno con le carte in mano per perdere tempo e per prendere follower. Io qui sto ogni giorno per dedicare un'oretta ogni giorno della mia vita a voi tutti che avete bisogno di sapere qualche risposta alle vostre domande. Ecco perché ho disattivato i commenti. Chi vuole parlare con me lo può fare solo telefonicamente. Ecco, prendiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, buon pomeriggio signora. Posso fare la domanda? Prego, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Grazie mille. Prego. Volevo sapere se vedete un ritorno del mio compagno. Da quanto tempo è andato via? Quasi 2 mesi. Allora, è la prima volta che mi chiamate o già mi avete chiamato? No, è la prima volta. Ok. Allora, gentilmente, quanti anni avete? Che segno siete? Tutti e due? Allora, io ho 62 anni e sono bilancia. Sì. Lui ha 66 e toro. Vediamo. Da questo momento fermami quando vuoi. Ok. Adesso. Ok, andiamo a verificare. Un attimo solo. Sì, grazie. Prego. Sta attraversando questa persona un periodo un po' complicato, con vari tipi di problemi. Quindi al momento io il ritorno non lo vedo, però si farà sentire per qualche chiarimento, per qualche situazione, diciamo, di compagiare di nuovo il rapporto. Ma qualche complicazione che c'è un'altra donna, problemi proprio così? Allora, qua mi dà complicazione di problemi un po' economici per una perdita che ha avuto. Ho capito. E altri tipi di problemi. Un'altra donna io non la vedo. Meno male. almeno un'altra donna io non la vedo, però ripeto, si farà sentire questa persona. Io vedo che si farà sentire. Ok, grazie. Prego, arrivederci. Grazie, buona serata. Grazie a lei, signora. Allora andiamo a salutare tutti gli ammalati con una prestissima guarigione, a tutti i casi sfortunati, a tutti i detenuti con la detenzione in casa, una prestissima libertà. Allora, come ogni giorno, io dico sempre, fate tap tap, portiamo a 10.000 cuoricini qui, in modo tale che facciamo crescere sempre di più questo mio profilo. Andiamo a salutare l'amico nonché collega Sergio Zaccariello che ogni giorno ci segue, e un abbraccio va per Paolina, la sua compagna. Ok, buon pomeriggio di vero cuore da parte mia. 345 630 81 72 per chi desidera parlare con
Allora, amici, un attimo solo, poi vi spiego. Allora, eccoci qua. Mi dite come si fa, amici di YouTube, come si fa? Sto in live, il malocchio è peggio delle scoppettate. Sto in live, cade il telefono, l'iPhone, che io sto in diretta live anche su TikTok. Come si fa? Da solo cade l'iPhone a terra mentre sto in live. Vedete quanti malocchi qua sopra, vedete tutti addosso. E ho dovuto ripristinare un po' il tutto, ma ci rendiamo conto? Eccoci qua, miei cari amici, scusatemi tanto, non è colpa mia, è colpa delle persone cattive che seguono la nostra live. Eccoci qua di nuovo in live, scusatemi tanto, è caduto l'iPhone, il telefonino è caduto dalla postazione che sta ogni giorno, facciamo la live sempre in questo modo, con questa posizione. Come si fa a cadere il telefonino, l'iPhone, da solo, pazzesco, fa niente. Allora, l'importante è essere di nuovo in live. Chiedo scusa a tutte le persone che stavano in live, ne erano tanti, aspettiamo che arrivano di nuovo. Succede anche questo, amici. Allora, vediamo un po' chi desidera parlare con me. 345 630 81 72. Vediamo. Effettuo anche consulti in privato riservatamente per le persone che vogliono un consulto riservato telefonicamente, possono fissare appuntamenti tramite WhatsApp in privato a pagamento, quindi mentre in live non dovete pagare niente. Ok? Linee libere. Aspettiamo che si collegano di nuovo le tante persone che erano collegate. Allora, cosa dice Francesco? Maestro, visto che è caduto da solo, l'invidia, sì. È l'invidia, Francesco. Non immagini, l'invidia è un brutta bestia, come si dice a Napoli. Cosa che non è mai successo, Francesco, non è mai caduto. Ogni giorno sto in live, mai successo una cosa del genere, è stranissimo veramente. Allora, 345 630 81 72 è l'unico modo per poter comunicare con me. Basta telefonare e parlare con me, fare le domande che volete fare. Portiamo a 10.000 cuoricini, forza, diamoci da fare, perché prima mi è caduto il telefonino da solo e quindi la live l'ho dovuta ripristinare. Vediamo quanti di voi saranno collaboratori a mettere il mi piace e portare a 10.000 i cuoricini. Grazie di cuore, grazie a tutti voi che lo state facendo. Ok? Live per le persone che capiscono l'importanza di questa live, ripeto sempre.
non sono un improvvisato, sono un professionista del settore, sono un personaggio pubblico del mondo televisivo, quindi avere un consulto, o meglio dire parlare con me, è importante perché posso darvi qualche giusto consiglio alle vostre domande. Massimo, non accetto live in diretta, video live non li accetto, non accetto video live, non accetto solo telefonate, grazie. Pronto? Buonasera, chi è il maestro? Sì, però devi abbassare il volume del telefonino, non si capisce niente. Un attimo, maestro, mi scusi. Non si può, stacchiamo la diretta, mi dispiace per la signora di Napoli, non si può lavorare così, non si può. Allora, o mettete la cuffietta o abbassate il volume del telefonino, se no vi devo staccare la telefonata, mi dispiace. Non mi chiamate scostumati perché lo siete prima voi e poi io, se io vi tolgo la telefonata. Bisogna essere un po' più cortesi e fare un po' più attenzione. Pronto? Buonasera maestro, Buonasera. mi chiamo Patrizia, le posso fare una domanda? Prego. Volevo sapere se una mia nipote fa la comunione e dice che non ha invitato a me e non altro mio fratello. Signora, per ma non voi... far succedere casino. Signora, Sì. già mi avete chiamato più volte per la stessa quella non domanda. sono io, quella è Come mia sì? sorella. Ah, vostra sorella, è la stessa. Sì, maestro. State pure appiccicato con frate vostro. Sì, siamo tutti bisticciati. E non ci andate. Allora, ma io non mi faccio capire, mi dovete perdonare perché una volta e per tutte dobbiamo chiarire questa cosa. Allora, chi è vostra nipote che deve fare la comunione? Sì, vogliamo sapere se non te l'hanno invitato, perché a me non mi hanno invitato. Allora, io ho controllato ieri se era vostra sorella e l'hanno invitato. Vabbè? Ora dico io, una persona che deve fare un festeggiamento di una comunione, giusto? Può mai sapere tu stai dedicato a quella, ma questi facevano tanti anni fa. Se vi invitano, voi ci andate, li mettete da parte per fatti vostri. Non serve che per colpa vostra non deve invitare il zio. Cioè, ma fatemi capire come si ragiona. No, sì, giusto. Non lo so, per carità, io rispetto tutte le idee, però mi dite per quale motivo a voi vi deve invitare e il vostro nemico non lo deve invitare perché vi fanno piacere a voi. No, per l'amor State a fare il braccio, state a fare un braccio di ferro, anzi voi può far schiattare, ci dovete pure andare. A me non mi hanno invitato, è perché sanno che io facevo succedere casino. Ecco, perché voi sanno voi come la pensate, come la vedete e probabilmente non vi hanno invitato per questo motivo, avete capito? Però se vi dovrebbero invitare, andateci, mettete per fatti vostri, fatelo schiattare. Avete capito? Sì. Dovete fare così, dovete andarci e avete far schiattare. Che a chi le va da vedere sta da schiattare ancora. Maestro, posso sapere allora non pensiamo più a questo qua, è meglio. Ditemi. Posso sapere se ho gente negativa intorno oppure malocchi? Vediamo subito, signore. Grazie, maestro. Quanti anni Grazie avete? Pure del consiglio. Prego, quanti anni avete e che segno siete? Allora, io ho 54 e sono vergine. Ok, fermatemi quando volete. Lui a gente ma fa schiattare come schiattano le pummarole. Io stanno schiattando, fate come faccio io e faccio schiattare ancora. Specie con me stanno schiattando, A gente, nessuno ci lava la faccia che pare più bella e meglio. Bravissimo.
E quindi diciamo là un modo che fa capì che noi ci preoccupammo, no, che ci No, preoccupa, stanno preoccupa loro. bravi. Allora, la negatività ci sta, ma niente di grave, perché la negatività ce l'abbiamo un po' tutti, perché non tutti ci vogliono bene. Quindi la negatività fa parte sempre di noi esseri umani. Cioè esiste la positività ed esiste la negatività. Quindi voi negatività ce ne avete, il famoso malocchio ce l'avete, lo portate dietro da tanti anni, però non è niente di grave che possa crearvi qualche problema che possa infastidirvi. Ok, Va bene? sì, va bene, la Di ringrazio. niente, arrivederci, Grazie signore. di tutto, maestro, buona Prego, a serata. disposizione, arrivederci, arrivederci. Le cattiverie, le più pesanti, sono quelle familiari, quelle che vi fanno in famiglia, quelle lì sono imperdonabili e sono le cattiverie più che fanno male. Emma Sceri, buon pomeriggio Cleo. Ciao Emma, salutiamo, io guardo anche su YouTube che scrivono i commenti per i saluti. Ciao Emma, buon pomeriggio anche a te. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. La ringrazio di avermi risposto. Io rispondo sempre a tutti, per carità. La Prego, ringrazio. prego. Allora, io sono Anna Sì, e sono nata 010487. sì. Allora, volevo sapere come Luigi pagherà tutto il male che mi ha fatto. Chi è Luigi? Il mio ex marito. Come pagherà? Luigi 20 12 75. Sì. Allora, il discorso come pagherà tutto il male che le ha fatto. Allora, esistono le leggi della natura, signora, Sì, che chi fa del male, il male torna sempre indietro. ma me ne ha fatto troppo. È come un boomerang, capito? Quindi mi stia a sentire. Lei è una persona che ha fatto tanto per quest'uomo, ha sofferto molto, ha versato tante lacrime, ha subito delle cattiverie, insomma, troppe. Tante, e questo l'abbiamo capito. Quindi lui, adesso lo voglio vedere piangere tutto il male che mi ha ma fatto. lui se ha fatto tutto questo energeticamente, logicamente il male lo pagherà. Non vi preoccupate, perché le leggi della natura esistono. Non è che noi viviamo e respiriamo solo l'aria fresca tanto per vivere, no. Intorno a noi ci sono energie che aiutano e distruggono. Sì. Perciò dico, chi pensa positivo ricava sempre positività. Chi pensa a negativo ricava sempre negatività. Sono stato chiaro? Ma io ho dato amore e ho ricevuto niente. Ecco, perciò dico, le forze della natura pensano loro a tutto per mettere a posto ogni cosa. Quindi lei pensi per se stesso e un giorno vedrà le soddisfazioni arriveranno. Allora ti spiego meglio. Io il 18 di questo mese ho una causa penale dove mi devo costituire parte civile contro di lui. Sì. E quindi volevo sapere se riuscirò a vincere e lui deve pagare tutto. Vediamo. Mi fermi quando vuole. Sì, va bene. Stop. Ok.
Allora, sì. Questa persona è capace di dire che Dio non è Dio. Sì, talmente che è cattivo. Sì. Le carte mi danno una persona che la fa ancora piangere e inganno, cercherà ancora una volta di ingannarla. Però con i suoi legali, voi con i vostri legali, riuscirete a dimostrare alquanto quello che bisogna dimostrare. Cerco di essere più chiaro di come potrebbe andare e di come andrà molto bene. Quindi sarà condannato, giusto? Sì. Ma sarà nel breve, perché loro hanno chiesto... Questo non ve lo so dire perché non faccio l'avvocato, però le carte mi danno soddisfazione per voi. La ringrazio, guarda. Di niente, signora. Buon pomeriggio. Linee ritornano libere 345 630 81 72 per chi desidera parlare col sottoscritto. Ricordo che ricevo anche da vicino solo per lavori da eseguire, non per consulti. I consulti li effettuo solo telefonicamente e mi reco a domicilio in tutta Italia. Per le persone che hanno un problema da esporre e ne vogliono parlare riservatamente, possono farlo fissandomi un appuntamento telefonicamente. Pronto? Salve. Salve. Chiamo Laura, piacere. Piacere mio, Laura. Volevo sapere se ci sarà un ritorno. Quanti anni tieni, Laura? Pronto? È caduta Laura. Andiamo a salutare su YouTube Francesca. Buon pomeriggio maestra, è la prima volta che la seguo. Benvenuta e ben entrato in casa mia. Poi salutiamo Emanuela che dice poi un attimo in linea per piacere. Andiamo a salutare Emanuela che dice puoi vedere chi vince tra Ascoli e Benevento? Io sono un tifoso, Emanuele, sono un tifoso del Benevento. Tifo Benevento e ti dico che vincerà il Benevento, garantito. C'è mangiamma, voglio dire, scusami Emanuele, c'è mangiamma. Io sono un tifoso del Benevento perché abito molto vicino a Benevento. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Gerarda. Gerarda, da dove mi stai chiamando? Provincia di Foggia. Dimmi. Sono del 22671. Io vorrei sapere se ci sarà serenità per me. Se tornerà la serenità per te. Allora, hai detto sei del segno? Cancro. Fermami quando lo desideri. Stop. Ok. La serenità te la devi conquistare tu. Perché ti dico questo? Perché tu sei una persona troppo buona. Bravo. Sei una persona sempre disponibile a aiutare gli altri e non pensi mai a te. Sì, vero. Lo so che è vero. Quindi te la devi cercare, te la devi creare, devi pensare un po' più per te stesso. Quindi cercare di essere un po' più predisposta per te stesso. Perché tu ogni volta che aiuti le persone, che sei disponibile, ricevi sempre del male, sempre la falsità degli altri. Bravo. O meglio, gli altri, come anche in famiglia, ne approfittano di te. Dici, vabbè, quella è scema. Mamma, che sante parole.
No, sante parole. Voi dovete capire che io sto qui per indovinare, non sto qui per perdere tempo o a chiacchiere per prendere follower. A me i follower non me ne frega un tubo, capito? Ah. Ho capito. E ho quindi, capito benissimo. Quindi, quando dico una cosa io ve lo metto per iscritto e timbrato, non ci sono problemi. Quindi o ti rimbocco un po' le maniche e pensi un po' tu per te stesso, devi fare il cuore un po' più duro, se no ti finiscono di mangiare, perché tu sei diventata la badante della tua famiglia. Verissimo. E nonostante tutto io non sto facendo niente di buono. Questo è il problema. Ma è chiaro, alla fine tu non fai mai niente. Sì. I peggiori nemici sono i familiari. È vero. Ricordalo. Sì. Nella vita ti devi voler bene tu da sola, perché più di te non ti vorrà bene mai nessuno. Verissimo. Capito? Verissimo, maestro. Ecco. Verissimo, ha ragione. Grazie, maestro, grazie. Ti abbraccio, buona giornata. Buongiorno. E questa è la chiarezza. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da YouTube. Io ogni tanto, se mi vedete girare, perché devo guardare il monitor di YouTube, abbassi il volume per piacere. Ho abbassato. Buongiorno. Salve, da dove? Io chiamavo per una mia amica più che altro, perché sono preoccupata per lei. Sì. Si chiama Barbara, lei è nata il 4 dicembre dell'89 e lui è nato il 5 dicembre del 94. Sì. Volevo sapere se lui era sincero con lei. Vediamo. Fermami quando vuoi pensando la tua amica. Stop. Ok. Allora, ti posso dire che questa unione per me non andrà avanti. Ok. Ci sarà una perdita, quindi ci sarà un distacco tra di loro perché non c'è troppa chiarezza tra di loro. Ok. Ma per lui o per lei più che altro? Ma io ti dico che caratterialmente non è un abisso, non si trovano con i caratteri. Ok, ma lui è una persona sincera? Cioè da credergli? Allora, troppo sincero non lo è. Ah, ok, ho capito. Perché è una persona che già esce fuori da tante altre storie. Ah, ok. Ma posso fare un'altra domanda? Ma vede storie giudiziarie anche nei suoi confronti? Questo non lo possiamo sapere. Ah. Ti dico che questi due non si prendono. Stop. Oh. Va bene. Okay. La ringrazio. Arrivederci, prego. Allora, per consulti completi li faccio telefonicamente in privato e costo 30 euro il costo. In privato vuol dire stare al telefono io e te, a zitti, senza che ci può sentire qualcuno. Pronto? Pronto, salve, buongiorno. Buongiorno, prego. Sento, volevo sapere se devo fare una pezza di controllo, praticamente, se uscirà tutto positivo, diciamo, cioè nel senso negativo. Allora, non sono un medico, però no, assolutamente. Voglio chiarire, andiamo a vedere e vediamo se ci sarà qualche preoccupazione in vista, va bene? Se ho finito il ciclo, volevo sapere se diciamo, è tutto a posto. Vediamo, quanti anni c'hai, che segno sei? Leone 36. 36, quindi tu hai fatto una serie di accertamenti. Ho fatto terapia e tutto. Ok, e andiamo. Adesso il 20 ho la PET di controllo. Vediamo, fermami quando vuoi. Stop. Ok.
la vedevo anni fa in televisione. Come? La vedevo anni fa in televisione. Ah, sì, vabbè. Sono passati gli anni. Sì. Ci siamo fatti un po' picchiarelli. Vabbè. Allora, vai tranquillo perché tutto resta nella normalità. Quindi non vedo peggioramento. No, perché a metà strada, diciamo, era tutto dimezzato, tutto a posto. Poi adesso è quella conclusiva per vedere. No, tutto, vai tranquillo. Non vedo alcun peggioramento. Va bene, allora ringrazio molto. Di niente, arrivederci. Arrivederci. Allora, siamo qui per dare una risposta e nonché dei vari consigli. Quindi parlare con me aiuta molto perché io cerco di dare un consiglio a tutti. Pronto? Ciao, buonasera. Sono Giuseppina. Ciao Giuseppina. Buonasera. Senta, maestro, io ho chiamato perché oggi sono uscite le graduatorie per la scuola e dato che io sono una precaria della scuola d'armi, volevo sapere se c'è qualche futuro per me, un futuro buono lavorativamente. Vediamo. Se vede qualcosa. Quanti anni c'ha? Che segno è? Io ho 53 compiuti l'altro giorno e sono Toro. Ok, allora fermami quando vuoi. Top. Ok, un attimo solo. Vedo successo nel tuo futuro lavorativo, sta qua, vedi le carte che te lo dicono, eccolo qua. Aspetta maestro perché non la vedo e si è bloccato il telefono. Aspetti un attimo, non vedo niente, però la sento. Va bene, quindi ci sarà il successo lavorativo, quindi nel futuro, iniziando dalla fine di quest'anno, io vedo delle novità lavorative che si metteranno in carreggiata per te. Adesso io le spiego una cosa, siccome che tutti gli anni lavoro, no? Sì. Cioè, però cambio scuola, quello significa precario. Sì. Io ho preso un appartamento al nord, quindi mi sono trasferita per questo lavoro. Sì. Speravo in qualcosa che non fosse più precario, però quest'anno l'ho fatto e finisco a settembre, cioè finisco a giugno. Sì. Però settembre entrante io mi riferivo, c'è qualcosa di... Te l'ho detto, fine anno parliamo settembre, ottobre, novembre, questo. C'è qualcosa di concreto? Sì, no, qualcosa di concreto, perciò ti avevo detto per fine anno io vedo qualcosa di positivo. Ma non la stabilizzazione, voglio dire. No, quando parliamo di lavoro, non parliamo di arrangiare, parliamo di stabilità. Magari. No, è così, poi vedrai. Ah, magari. Okay. Guardi, la chiamo subito se... Auguri. Visto che vado pure giù a Caserta, la vengo pure a trovare. È un piacere, figurati. La ringrazio. Di niente. Grazie. Arrivederci. Buona serata. Grazie maestro. Arrivederci. E allora, linee libere 345 630 8172 in mia compagnia fino alle ore 16:45 minuti prima.
Allora, vediamo chi ci contatta. Noi non dobbiamo correre, piano piano. Pronto? Pronto? Ciao. Salve. Ciao. Senti, volevo informazione su mia moglie. Sì, dimmi. Volevo, riguardo al lavoro, lei precaria, anche lei, come la signora di prima. Sì. Volevo sapere se avrà qualcosa di soldo. Vediamo. Quanti anni ha la signora? Che segno è? 75, Toro. È del 75? Sì. No, avevo capito 75 anni. Ho detto. No. Allora, fermami quando vuoi, grazie. Ok. Andiamo a verificare. Allora, ti faccio capire. Le carte mi danno, ti faccio vedere, la carta della ruota della fortuna vicino alla carta del lavoro e la carta della notizia. Quindi sta a indicare che riceverà una notizia favorevole, positiva, riguardando appunto il lavoro. Sì. Però devo dirti anche un'altra cosa, che la signora ha troppe persone false intorno. È vero. Che... infatti siamo un po' in discussione in questo periodo. È vero? È vero. La stanno un po' ingannando, troppe persone false che gli creano disguidi. Sì, si è creato proprio un disguido familiare, proprio anche per di noi soprattutto. Sì, e lo vedo. Quindi io ti dico che la signora riceverà una notizia, sta qua, una notizia aderente proprio al lavoro che le darà una stabilità. Auguri. Grazie. Prego. Gentilissimo. Grazie. Arrivederci. Allora, questo è il modo in cui io effettuo consulti, con serietà, professionalità e soprattutto esperienza di leggere le carte. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. 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 Senta, io chiamo per una mia amica. Lei si chiama Concetta, è nata il 2 luglio del 76 e lui si chiama Claudio, 8-1 del 73. Sì. E volevo appunto sapere un po' come loro stanno insieme, in teoria vanno anche a convivere, insomma. Volevo sapere se è amore vero da parte di lui più che altro. Vediamo. Allora, sicuri, insomma. Mi fermi quando vuole, grazie. Sì. Stop. No, io vedo un ottimo cammino di unione, un ottimo legame. Bene, ottimo, quindi diciamo che sta facendo il passo giusto, sì, ecco. Sì, vedo un ottimo futuro tra di loro.
c'è amore e sincerità. Bene, ok. Senta, posso farti un'altra domanda? Prego. Lei è senza lavoro, purtroppo, volevo sapere se lo troverà, è un po' distratta. Lei? Purtroppo. Lei? Sì. Vediamo. Sì. Allora, mettete il mi piace, facciamo aumentare i cuoricini. La mia live non vi chiedo nemmeno una donazione, sono una persona che non vi chiedo niente, però voi siete un po' falsi, ve lo devo dire. No, io lo dico, parlo in faccia a tutti, siete un po' falsi. Ah, ok, parli a tutti, ok. Sì, siete un po' tutti falsi, perché mettere un mi piace a una persona che ogni giorno dedica un'ora della sua vita a voi tutti e voi non vi degnate di mettere un mi piace, siete prettamente falsi, ve lo dice Cleo. C'avete una cattiveria all'interno. Scusami, No, quello che devo dire lo devo dire. Allora, fermami quando vuoi. Stop. E andiamo a verificare. Allora, lavoro per lei, io lo vedo, ma non subito. Vedo che ha cercato un aiuto ad una persona, un amico, non so chi sia, e questa persona le darà questo aiuto lavorativo. Questo entro, penso, il mese di ottobre, metà ottobre, fine settembre. Ah, bene, ok? Male. Sarà una cosa continuativa o sarà una cosa... Un lavoro, questo non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Okay. Un lavoro. Ok. Va bene, ti ringrazio, è stato gentilissimo. Arrivederci. Arrivederci. Allora, salutiamo l'amica Letizia Milazzo, dice buon pomeriggio maestro. Ciao Letizia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, un bacio. Pronto? Deve abbassare il volume del telefonino, prego. È caduto. Pronto? Sì, buonasera. Salve, buonasera, mi dica. Volevo sapere un po' qualcosa sulla mia vita. Allora, faccio i complimenti comunque per... La ringrazio. Allora, mi deve fare una domanda, perché per vedere la vita di una persona ci vorrebbe mezz'ora, non possiamo. Quindi magari se vuole un consulto completo in privato, io lo eseguo anche in privato, basta prendere appuntamento e così via. Però in live bisogna fare una domanda e noi andiamo a vedere. Dica. Perfetto, sul lavoro. Sul lavoro. Quindi lei vuol sapere se andrà bene il suo lavoro, giusto? Sì. Perché lei già lavora. Insomma, saltuariamente. Sì. Allora, vediamo. Lei quanti anni ha? Che segno è? 49. Sì. Perfetto. Andiamo a verificare. Mi fermi quando lo desidera. Stop. Ok, grazie. Un attimo solo. Allora, vediamo cosa dicono le carte per lei. Lei c'è stato un periodo della sua vita che ha guadagnato tanto, però invece di pensare per se stesso, ha pensato a chi doveva aiutare. Esatto. È proprio così. Parlo in famiglia e così via. All'ultimo che è successo, mo che lei ha un po' più bisogno perché è passato quel periodo, la prendono a calci in faccia. È la verità. Purtroppo sì. So ancora indovinare allora.
lei deve un pochettino essere un po' più una persona decisa, perché lei pensa che siano tutti come lei, non è vero. Il lavoro io vedo che andrà a riprendersi pian piano, perché lei è una persona cotarda, la testa dura, quando si mette in testa una cosa deve raggiungere l'obiettivo, e questo obiettivo lei lo raggiungerà. Finalmente, abbiamo speranza. Auguroni. Grazie, una buona serata. Grazie, buonasera. Allora, per consulti in privato completo, in privato il costo è 30 euro, quindi sappiate che in privato nessuno vi sente e possiamo vedere la vostra vita, perché saremo lì anche mezz'ora a parlare e andremo a controllare il tutto. Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io vorrei sapere, siccome mio marito attualmente sta lavorando, però diciamo ha un contratto in scadenza e un'altra persona ancora gli ha proposto un altro tipo di lavoro, volevo sapere se continuerà con questa ditta oppure diciamo cambierà. Quanti anni ha suo marito? Che segno è? 36, Scorpione. Perfetto, mi fermi quando lo desidera. Ok. Stop. Ok, un attimo solo. No, continuerà con la stessa ditta. Ok, va benissimo. Perché è l'unica strada migliore. Ho capito. Va benissimo, la ringrazio. Arrivederci. Allora, salutiamo sempre gli amici che ci seguono da YouTube, e ogni tanto mi giro per guardare. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Chiamo dalla Sicilia. Prego. Volevo sapere, siccome io ero un compagno, se un domani siccome io abito con lui nel suo paese, se un domani io me lo porterò nella mia città. Lei vuol sapere se riuscirà a portarlo al suo paese. Un domani che lui andrà in pensione. Sì, vediamo. Riuscirò ad averlo. Allora, io sono 14/2/66 Acquario e lui è nato il 13 novembre del 55 Scorpione. Perfetto, mi fermi quando vuole, grazie. Va bene, può fermarsi. Perfetto. Sì, signore, riuscirà a portarlo nel suo paese nel momento che andrà in pensione, quindi ci sarà questa stabilità nel suo paese, perché l'ultima carta mi esce la vittoria. La carta della vittoria sta a indicare sicurezza, sta a indicare vittoria sulla sua idea, sul suo pensiero. Allora sono di nome di fatto. Sì. Va bene, la ringrazio moltissimo, è stato un piacere. Grazie, arrivederci signora. Arrivederci.
Allora mettete il seguo tutti quanti, perché solo così potete essere protetti dal male, perché io sono una persona positiva ed aiuto con le mie positività a tutti. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io sono Marilena e chiamo per un ritorno. Quanti anni c'hai, Maria? Io ho 50 anni, sono del Capricorno, Luca 51 Vergine. Da quando è andato via? 4 mesi che non ci sentiamo. Allora, ok, andiamo a verificare. A proposito di ritorno, voglio ricordare a tutti quanti voi che mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore. Quindi, per coloro che vogliono salvare la propria unione, potete contattarmi nel privato per sapere i costi e la tempistica. Allora, fermami quando vuoi, grazie. Stop. Ok. Grazie. Pronto? Sì, sto qui un attimo solo. Ok, scusi. Il tempo di organizzarmi ad aprire le carte. Allora. C'è di mezzo un'altra persona. Non so se tu lo sai, io te lo dico. Sì, lo so. Lo sai già? Sì. Quindi c'è di mezzo un'altra persona. Quindi lui si è allontanato da te perché si sente preso da queste emozioni nuove, voluto contro la sua volontà ci sono, e quindi i ritorni al momento non lo vedo, perché lui ragiona e vede con la E anche testa. un piccolo riavvicinamento. Come? Un piccolo riavvicinamento, una chiamata, un messaggio. No. Sì. Mi esce la carta della difficoltà, mi esce la carta della rottura, però non vedo alcun riavvicinamento, perché questa persona, questa terza persona, lo tiene col fiato addosso. Ok, non finirà per loro due? Assolutamente no. Ok, grazie Mi mille. dispiace, ma devo dirti le verità, No, non le ma c'è la bugie. verità. Va bene? Esatto. Grazie mille. Arrivederci. Senta, un'ultima cosa, maestro. Prego. Ma lui sta bene con lei? Per stare insieme a lei sta bene, o con la sua volontà o contro volontà. Ok. Capito? Diciamo che lui, io lo vedo una persona plagiata da questa persona. Quello che non hai saputo fare tu, lo sta facendo lei. È vero. Grazie mille, maestro. Arrivederci. Allora, 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Se vi fa piacere, fate tap sul monitor per mettere i mi piace. Grazie. Pronto? Pronto? Pronto, sono Rossella. Ciao Rossella. Vorrei fare un consulto, se è possibile. Sì. Allora, vorrei farlo sull'amore, se troverò l'amore. Rossella, quanti anni tieni, che segno allora, sei? Sì, sono del 28 febbraio 92, sono un pesci. Sì. Allora, fermami da questo momento in poi quando lo desideri. Fermo. Ok, andiamo a verificare. Sì.
Allora, caratterialmente sei un po' difficile, Rossella. Sì, Sei troppo calcolatrice. sì. Questo non è buono, quello è brutto, quello è bello, quello è alto, quello è basso. Oh! L'amore non è quello. L'amore deve venire dall'improvviso, ti trovi bene e vai avanti. Tu invece tu sei troppo calcolatrice. Come lo devono ancora creare quest'uomo per te? O no? È vero. E lo so che è vero. Mica sto a vendere i carciofi qua io. Quindi l'amore arriverà pure, ma devi convincerti quest'uomo come deve essere per te. È vero, allora devo attendere ancora. Devi essere un po' più libero, non pensare sempre, non devi sempre pensare come a te, sia libero. Appena arriva il primo che arriva, mettiti insieme, se è quello vai avanti, se non è quello lo mandi a fanculo. È vero, perché ho avuto una sofferenza nel passato e perciò mi blocco. Non va bene, non va bene, non va bene, non va bene. No, così Però ci sarà. Ci sarà, ma se tu cambi con la testa, se tu ognuno che viene non ti piace, quello è lungo e quello è corto e questo è chiatto e questo è secco, come facciamo? Va bene. Ok? Sia un po' più libera mentalmente. Maestro, ti posso fare un'altra domanda o solo un consulto si può No, fare? un solo consulto in live. In privato, Okay. in privato tutte le domande che mi vuoi fare ti costa 30 euro, va bene? Ah, ok, grazie. Stammi bene, ciao ciao. Ciao. Arrivederci, maestro, arrivederci. 345 630 81 72. Se vi fa piacere mettete il seguo perché farete parte di un sistema di preghiere che vi aiuterà molto. Pronto? Buonasera. Buonasera. Io ho 25 anni e sono segno pesci. Sì. Volevo sapere se vincerò il concorso. Che tipo di concorso stai facendo? Per lavorare in un'università. Vediamo. Fermami quando lo desideri. Stop. Ok. Lo vincerai, auguroni. Grazie mille. Di cuore veramente, perché quando dico una cosa io, ripeto, ve lo metto per iscritto, perché allora, dietro ogni consulto che io vado a fare ci sono 43-44 anni di esperienza, perciò so quel che dico. Grazie maestro. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Buonasera maestro, vi sto seguendo. Sono Fortuna da Piazza Mercato che abita a Via Statile. Bellissimo. Vi seguo maestro, poi dopo datemi diciamo maestro, io sono una donna sfortunata. Che è successo? Nel 2010 ho perso mio marito, lo stavamo curando con il cancro. Questo mi dispiace. Poi la conclusione dei fatti, maestro, ho perso la vedovanza. La prima causa, perché poi diciamo, sapete, voglio sapere se vincerò, maestro, poi voglio la vostra, diciamo, dove voi state a Caserta, però da vicino. Allora, maestro, vi sto seguendo, siete bravissimi, è la prima volta, sto facendo la pazza per prendere il numero, però voi ditelo sempre il numero, perché ci sono persone che lo costava con la rubrica con la penna in mano e voi dicevate sempre 3, 4, 5, ma no, ti prego, ma me l'avete fatto. Però maestro, se voi andate, il numero di telefono lo potete trovare anche nel profilo di TikTok. No, è meglio che me l'hai dato voi, ma mo ci sta pure un altro numero. No, io sono due. Allora, maestro, io sono una donna sfortunata, ho 2 figli. Vediamo, quanto anni tenete, signora Fortuna? Sono 10, 2, 64, 58 anni. Vediamo.
però sono stata ingannata da un marocchino. La prima causa che ho fatto, il giudice di pace ha detto che l'ho persa. Vediamo che il 7 luglio ci sarà la vittoria, maestro. Vediamo cosa dicono le carte. Fermami da questo momento in poi, vai. Stoppa. Ok, e andiamo a leggerti le carte. Un attimo solo, stai zitta e andiamo a vedere. Certo. Siete un grande maestro, voglio io il vostro indirizzo, vengo fino a dove state a Caserta, vengo fino a dove state voi. Tu devi sapere che quasi ogni lunedì mi vengo a mangiare la pizza a Napoli. E venite da me. Io vi do l'indirizzo. Sai dove mi vado a mangiare la pizza io? No, non lo so. A Porta Capuana a Ducaitano. Maestro, lunedì prossimo vi aspetto là. Datemi la sentenza che avrò vittoria, maestro. Vediamo le carte cosa ci dicono. Io leggo le carte e ti dico. Allora, vediamo un po'. Intrapendenza, il mondo, temperanza, successo. Allora, le carte mi danno il successo. Eccolo qua. Che significa, maestro? La andrà a favore a te, la vincerai tu. Non posso la bocca a posto. E poi vedrai, sta qua, vedi? Sta qua. Io faccio vedere le carte, non lo dico io. Certo. Ok, maestro, auguri, sì. fortuna. Aspettate, maestro, io voglio la vostra via dove voi state, maestro. Mi chiami in privato e te lo dico, non ti preoccupare. Chiamami questo numero qua, sì. quando mi devo chiamare? Aspettate, maestro, sì. Quando vi devo chiamare, che giorno e che ora? Allora, mi puoi chiamare dopo le ore 17, mi puoi sempre chiamare e ti spiego, vabbè? Ma stasera vi posso chiamare alle 5? Sì. Maestro, ho bisogno di voi, ho bisogno di una cura. Io sono sfortunata in non lavoro, ti preoccupare, ti ho detto, chiamami in privato e ci incontriamo, non ti preoccupare. Maestro, non mi abbandonate, maestro. Non ti preoccupare. Ciao, un abbraccio. Bene, vi chiamo alle 5, rispondi. Ciao. Va bene. E ringraziamo l'amica Fortuna. Ok, un abbraccio. Vi voglio un sacco di bene a tutti, veramente vi voglio tanto bene. Chi mi conosce da oltre 40 anni in TV sa io come lavoro e come la penso. Pronto? Pronto maestro, ciao, mi chiamo Luana. Ciao Luana, da dove mi stai chiamando? Da Trapani, Sicilia. Dimmi. Allora, vorrei sapere appunto in amore, perché con il mio ragazzo non vanno bene le cose. Quindi vuoi sapere tra te e lui se ci sarà continuità, dico bene? Sì, esattamente, sì. Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Sì, sono del segno della Vergine e ho 22 anni. E lui? E lui ne ha 32, scusami, e del 90. Va bene, allora. Fermami quando vuoi da questo Ariete, momento. scusami, segno Ariete. Sì, fermami quando vuoi. Va bene. Ok. Allora, prendete carta e penna tutti quanti, il mio numero è 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72. Allora, vediamo un po', ma io ti vedo insoddisfatta di questo rapporto, come mai? Sì, infatti sono abbastanza insoddisfatta di questo rapporto. Non sei sicura di te stesso? Non ti sento. Non sei sicura di te stessa? Uh-huh. Vedo come se non sei soddisfatta, non riesci ad avere una tua convinzione. Quindi se tu non ci tieni come tu vorresti, se questa persona non ti senti presa dalle forti emozioni, perché non lo lasci? Aspetti che sia lui che ti lascia a te, ma lui non ti lascerà. Infatti è così, hai ragione.
chi se ne 10 anni più per una polpetta in te, ma a vallassà. No, Ma lui non lascia, vero? No. lui non ti lascia. Però se devi vivere non bene davanti a quest'uomo, mandalo a quel paese. È così È semplice. perché lui si fa influenzare troppo dalla sua famiglia, è uno che comunque si fa influenzare, quindi anche per questo abbiamo dei problemi. E perciò ti sto a dire, se non sei soddisfatta, parlaci chiaro e dici, senti, io no, non me la sento di andare avanti, prima che sia troppo tardi. Va bene, maestro. Va bene? Grazie, la ringrazio. Stammi bene, ciao, ciao, ciao. Vediamo cosa dice l'amico Francesco Magro. Maestro, faccio un po' da regista, mettete un po' indietro il cellulare così non si vedono i numeri delle persone che chiamano. Ah, ottima osservazione, perché si vede, hai ragione, se lo mette troppo così va bene, però se lo mette troppo non indietro, un po' più avanti, Francesco, lo mette un po' più avanti, caro telefono. Allora, pronto? Pronto, maestro, buonasera. Buonasera, prego. Sono Daniela da Villarica, però voglio sapere qualcosa sul mio marito. Sì. Allora... Cammavrì, Daniela, cammavrì. Mio marito ha fatto un investimento con un socio. Vuoi sapere si va buono? No, l'ha fatto, però questo socio non si è fatto sentire più. È più di un mese che non si fa sentire. Io vorrei sapere come andrà. Ma che le società non hanno mai buone, Dani? Bravo. Vediamo un po'. Sì. Quanti anni tiene tuo marito? Che segno è? È Sagittario, è nato il 21/12/74. E lei il socio? No, il socio non lo so quando è nato. Allora, vediamo attraverso te, dai, fermami quando vuoi, vediamo che dinne carte. Stop. Ok. Ci sarà una rottura tra di loro, prima di cominciare. Poi? E poi chi se leva la mezza a pista perché non può fare più niente. Non può fare più niente? No, non è una persona troppo sincera. Non si fa sentire più mai? Sicuro si fa sentire, però le ha avuto cosa a mezza perché non può fare più niente. È una persona, le carte me lo danno come una persona falsa. Falsa? Sì. Avevo capito io. Ok? Va bene, la ringrazio. Buona serata. Bene, sì. Francesco, va bene così, non si vede. Penso che non si vede, ma Francesco. L'amico mio Francesco che mi segue da YouTube. Pronto? Maestro Cleo? Sono io, salve. Abbassi il volume, devi abbassare il volume del telefonino. Aspettate. Va bene così? Va benissimo, dimmi tutto. Buonasera, maestro Cleo, io già ci siamo sentiti 3 volte, quindi secondo me lei è un grande maestro. Non ancora si sono verificate le cose che lei mi ha detto, però penso proprio che si verificheranno, spero a breve. Comunque mi ascolti, io ho un dubbio e mi vorrei liberare di questa cosa. Praticamente io sono amica di una persona che si è messa a disposizione quando io le ho parlato dei miei problemi e si è fatta avanti in tutto, anche da far andare a lavorare mio marito con il genero. Praticamente io la stimo, l'ho sempre stimata, però è un po' di tempo che non si fa vedere, non si fa sentire. Poi anche perché ho notato, mi ascolti maestro, sì, che io circa 1 anno e mezzo fa, quando c'era la pandemia, mio marito cercava di intrattenere il tempo facendo delle dirette musicali su Facebook. sì. Però nella nostra diretta entrò un signore
che non ne vorrei nemmeno parlare. Comunque entrò questo signore che diceva che faceva musica, cantava, vabbè, questa pubblicità. Ok, e c'era anche questa signora in diretta con me. Poi è successo un patatrac che ho allontanati tutti, però lei no, perché mi è stata fedele. A un certo punto io sfogliando Facebook vedo in un'immagine di questo signore che ha creato una cosa, una pagina musicale, anche lei, che mi aveva detto che l'aveva cancellato da Facebook, però io non sono entrata né da una parte né dall'altra, a me non interessa, voglio vedere questa persona, se veramente questa donna, se veramente fedele a me, perché è strano che lei si comporti così. Lei vuol sapere se questa donna ti è fedele? Sì, se sta ancora con me oppure ha cambiato la situazione. Vediamo. Mi dai la data di nascita se ce l'hai? No, non gliela posso allora, dare. Ok, allora pensi intensamente l'immagine di questa persona, pensala intensamente e fermami quando vuoi. Ok, va bene, maestro. Ok. Un attimo solo. Napoletanamente parlando è una persona che ha zuppacca e alla. Me l'avevo immaginato quando l'ho vista, no. Non è buona, è falsa, non è una persona che puoi fidarti e puoi appoggiare le tue idee, fantasie e roba varia. Ok? Però voglio dire, se lei ha fatto andare mio marito a lavorare con il genero perché pensava che avevo veramente bisogno, perché l'ha fatto? E quindi? Quindi a questo punto ha fatto il doppio gioco. No, doppio gioco. Allora, non vuol dire niente il doppio gioco. Era il momento che poteva esserti, che tu gli potevi servire e lei ti poteva servire, e avete fatto questo scambio idee. Vabbè, chiamiamolo così. Ma la sua vita la gestisce tutto diversamente, voglio dire, capito? Se trovo da fare di meglio, ne fa di meglio. Cosa vuol dire questo modo di restare fedele a te? Scusa. Ho capito. Quindi il mondo musicale, diciamo così, è peggio dei zingari. Vabbè, io non sto parlando del mondo musicale, sto parlando di lei. Sì, ma lei in qualche modo ha a che fare anche con questo mondo. Quindi è rimasta fedele all'altra persona. È quello che sto a dire. Ok? Ok, chiedo scusa se la interrompo. Posso farle un'altra domanda velocissima? No, dobbiamo chiudere perché è orario e non posso fare di meno. Ok, la ringrazio tanto, lei mi è stato di grande aiuto. Arrivederci, signora. Un bacio, maestro Cleo. Ciao, ciao, bella. Allora, stop alle telefonate. Andiamo a concludere questa live. Mettiamo il telefono fuori posto ed andiamo a mettere le carte in custodia. Noi riprendiamo domani alla stessa ora, quindi andiamo in primis a salutare il mondo di YouTube che mi segue ogni giorno ed vi ringrazio. Salutiamo l'amico Francesco Magro, Emma Ceri, Emanuele, Letizia Milazzo e via. Quindi un abbraccio a tutti quanti voi ed a risentirci domani. Andiamo a chiudere la live.